Con un gol di Maimone che riprende la respinta di Scuffia su calcio di rigore calciato da Bonanno e una rete di Furina in mischia giunta al 93esimo, il Licata di Pippo Romano vince il derby contro la Castrum Favara e ottiene i primi 3 punti della stagione. Nel mezzo di queste due azioni c'è la squadra di Pietro Infantino, una Castrum Favara che ha disputato un'ottima partita con grande personalità e determinazione ed ha puntato a conquistare l'intera posta in palio, giocando a viso aperto con un eccellente secondo tempo, ma che è stata poco efficace sotto rete, non riuscendo a concretizzare diverse occasioni da gol. Proprio per questo mister Infantino al termine della gara si è detto molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi, affermando che la sua squadra avrebbe meritato non un punto ma l'intera posta in palio. Pippo Romano dal canto suo parla di vittoria meritata con la sua squadra che ha prodotto tante palle gol, con i ragazzi che non hanno mai mollato, hanno rischiato, hanno avuto coraggio e sono stati premiati. È stato comunque un incontro combattuto con entrambe le squadre che hanno espresso un buon calcio, Favara intraprendente e determinata, Licata mai doma alla ricerca della sua prima vittoria. La gara si sblocca al 15esimo grazie a Maimone che riprende la respinta di Scuffia su calcio di rigore di Bonanno. Pronta la reazione del Favara che alza il proprio baricentro e arriva al pari al 31esimo con Avanzato che realizza sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Favara, che è molto determinata nella ripresa, mantiene il gioco e si proietta in avanti, tanti calci d'angolo a dimostrazione della mole di gioco offensiva prodotta che però non si concretizza in rete. Licata subisce e reagisce, riuscendo ad essere pericolosa ma spesso imprecisa. Quando tutto lasciava presupporre un pari, però, arriva il gol della vittoria licatese. Al terzo dei 5 minuti di recupero concessi dall'arbitro, il signor Novarino di Taurianova, che ha diretto l'incontro sicuramente sotto la sufficienza, sugli sviluppi di una mischia c'è il tocco vincente di Furina che consegna il primo successo stagionale agli uomini di Pippo Romano e penalizza oltre misura la squadra di Pietro Infantino. Ma ecco ai nostri microfoni i due tecnici insieme al direttore sportivo della Castrum Favara, Tino Longo. Io posso solamente dire che avete visto la partita e chi capisce un po' di calcio credo che dovrebbe fare i complimenti come ringrazio il pubblico di Licata per l'applauso finale ai miei ragazzi e questo testimonia che siamo venuti qui a Licata con grande personalità come abbiamo fatto da Cireale, come abbiamo fatto domenica con l'Agragas. Noi giocheremo sempre a viso aperto, giocheremo sempre per cercare la vittoria, giocheremo sempre per mettere in mostra i nostri ragazzi. Credo che il Favara oggi ha fatto non una grandissima partita, di più, perché il secondo tempo credo che c'è stata solo quella mischia del secondo tempo, del secondo gol. Non voglio, perché poi questa è la quarta domenica e ci sono episodi che da analizzare, però in questo momento penso solo ai miei ragazzi che sono in un momento, che posso dire, di tristezza. Meritata perché abbiamo avuto buone palle gol per sbloccare la partita, andare in vantaggio anche sull'1-1, abbiamo avuto diverse occasioni, però la squadra non ha mai mollato e questo è il punto fondamentale, che oggi per noi è una partita importantissima. Sapevamo che era difficile, una partita sporca, perché loro sono ben organizzati, è una squadra che pressa, che non lascia nulla al caso e sapevamo che era complicata. Però noi siamo stati bravi a stare sul pezzo, anche cambiando gli uomini, cambiando anche, rischiando di sbilanciarci tutti in avanti e prendere una ripartenza che ci poteva far male, però ci vuole coraggio. Noi abbiamo avuto il coraggio, l'abbiamo vinta e il coraggio va premiato. Direttore, fa rimanere un po' l'amaro in bocca perdere una partita così al 93esimo? Beh, penso proprio di sì. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Abbiamo fatto una buona partita dall'inizio fino alla fine. È stato un incontro combattuto da ambo le parti. Diciamo che la partita poteva essere risolta da un episodio, da una o entrambe le parti.
avuto la meglio Licata, però ripeto, quando si gioca così prima o poi i risultati vengono. E poi l'abbiamo detto sempre, 12 squadre siciliane, praticamente è un derby a domenica. Sarà un derby ogni domenica, sarà una battaglia ogni domenica, quest'anno non è cambiato dell'anno scorso, ci sono tante squadre blasonate, tante squadre forti e noi ce la giocheremo fino alla fine perché l'obiettivo è sempre l'unico, quello che abbiamo detto all'inizio del campionato, dimostriamo tutte le partite, questa è la quarta, che siamo una squadra che stiamo sul pezzo, quindi prima o poi i risultati ci daranno ragione.